ritrovati a Edicola Friuli. Oggi andremo a Pradamano in questa giornata piovosa e conosceremo un nuovo edicolante. Prima però di partire sfogliamo insieme le pagine del settimanale in edicola quest'oggi. Copertina dedicata ai nostri ragazzi, però quelli un po' fannulloni. Storie di giovani friulani, fannulloni e scansafatiche. È meglio correre subito ai ripari, dalla famiglia alla scuola, ecco come. E poi l'invasione di immigrati col pelo, immigrati in pelliccia, in questo caso naturalmente tra virgolette si parla di animali come lo sciacallo dorato, il castoro, o ritorni come il lupo e la lontra nella nostra regione, ma sappiamo che insomma tra gli animali selvatici più conosciuti abbiamo anche l'orso, la lince e tanti altri. Arma segreta nei quartieri, ci spostiamo a Pordenone che punta sui mercati rionali per rilanciare i rapporti sociali, e poi la terraferma che fa gola ai veneti, le tenute agricole di Fossalon nel mirino di nuovi investitori. Allora, lavorare no grazie. Chi è che lo dice? Sono i giovani friulani, alcuni giovani friulani che sono un po', diciamo così, fannulloni. Ce lo racconta Maria Ludovica Scinco. Lavorare costa troppa fatica. Cosa succede? Nella nostra regione il lavoro non manca, ma come spiegano gli esperti intervistati, i giovani non hanno voglia di impegnarsi e non sono responsabili. E la colpa è anche di mamma e papà. Obblighiamoli a 20 anni a fare un mutuo, cioè a progettare il loro futuro. Qui è la provocazione, l'idea insomma di Alberto Giorgiutti che fa parte dello studio udinese, leader nel settore della gestione e amministrazione del personale, e alla sua personale ricetta. Colloqui da barzelletta, ma c'è veramente poco da ridere. Qua abbiamo insomma alcuni esempi di rapporti di lavoro significativi, intercorsi insomma tra giovani candidati e quant'altro, insomma un po' da leggere, da riflettere insomma. Ed imprenditori under 35, record negativo, in questo caso l'indagine di Union Camere sulle aziende mostra per la nostra regione un quadro deprimente. Solo il 6,9% delle imprese è guidato da un giovane. Tra le nuove iscrizioni appena un quarto è all'insegna delle nuove leve, insomma dati diciamo negativi. Sul campo prima del titolo, alternanza scuola-lavoro, un approfondimento dedicato anche a questa tematica che sappiamo ha fatto molto discutere a Pordenone. In questo caso abbiamo sentito Savino Carlet, l'amministratore di Aeneas, la società di riferimento per la ricerca e selezione del personale. Andiamo avanti con le nostre inchieste, ci spostiamo a conoscere quelli che sono gli abitanti del Friuli, quelli più selvaggi, quelli che il confine lo ignorano, e giustamente. Si chiama Un'arca chiamata Friuli, questo insomma è il titolo un po' poetico di Alessandro Di Giusto. La nostra regione sta registrando l'arrivo di nuove specie e il ritorno di quelle un tempo scomparse. Resta incerta la sorte della lince, mentre i segnali sono buoni per lupo, lontra e sciacallo. Ed eccoli qua gli animali che sono stati avvistati. Ci sono stati, sappiamo, anche degli investimenti mortali, però insomma la testimonianza di questi arrivi, di queste presenze nella nostra regione, che ormai insomma fanno pensare a un futuro di ripopolamento per queste specie, e quindi insomma abbiamo fatto un po' un quadro generale con anche gli arrivi imprevisti da oltre confine di specie insomma che non si vedevano di certo dalle nostre parti. Questa settimana anche l'inserto Family Casa, arredamento, l'uomo è al centro del progetto, asi di pace, verde, luci, materiali e relax. Le nuove tendenze del settore puntano a creare un ambiente confortevole per fuggire alla frenesia del mondo. E ci spostiamo invece nella doppia pagina della cultura. Questa intervista ad Angelo Floramo che introduce quello che è il dibattito di uno degli incontri organizzati e legati alla mostra dei 170 anni del Friuli, ci porta un po' indietro nel tempo, a quando le friulane portavano i pantaloni, ovvero l'evoluzione della condizione femminile in regione, qui riassunta appunto in questa intervista che va un po' a scavare. Floramo sostiene, dice
insomma fino a metà Ottocento le donne rappresentavano un punto di riferimento in famiglia e nella società. Ecco allora insomma come eravamo e come siamo diventati. Doppia pagina degli spettacoli invece si parla della Fondazione Bon che punta sui giovani, si parla di musica e sappiamo bene quanto è importante dare ai giovani la possibilità di crescere conoscendo la musica, ed ecco qui che i locali degli edifici storici sono stati rinnovati per raccogliere una vera e propria città dell'arte e della musica. Tutto questo accade a Colugna, nel comune di Tavagnacco, e si parte dal primo centro per l'infanzia artistico musicale in Italia, una proposta insomma molto interessante, un progetto innovativo per seguire gli studenti dai 3 anni di età ai 25 anni, quindi insomma fino a inizio carriera musicale naturalmente, e poi suggerimenti da non perdere con musical e concerti e quant'altro. Sapete tutte le nostre pagine ricche di appuntamenti. Monica Tosolini ci racconta il tramonto bianco-nero e l'alba nero-verde, si parla di Udinese e di Pordenone. Allora il Pordenone sapete che è stato promosso in Serie B e c'è stata una grande festa, anche se funestata dal temporale, però insomma ce n'era motivo. E il tramonto bianconero, beh insomma siamo ancora lì attesi, le speranze appese a un filo, quinto anno di fila, carico di sofferenze per i tifosi dell'Udinese, loro ci sono sempre ma la squadra no, e la retrocessione diventa un argomento sempre più drammaticamente attuale. Vedremo i prossimi sviluppi, naturalmente dita incrociate per la squadra bianconera. Adesso ci mettiamo in marcia, andiamo a Pradamano come promesso, voi venite con noi. Tiziano, forza, andiamo! Eccoci qua, siamo a Pradamano, praticamente in centro, accanto a me Alessandro di Napoli che gestisce quest'edicola. Allora Alessandro, raccontiamo un po' la storia di questo lavoro e di quest'edicola. Sì, io ho iniziato più o meno 6 anni fa con l'aiuto di mio padre avevo intrapreso tutt'altri lavori, facevo altro, ma diciamo che sia per esigenze che per una sorta di passione nel lavoro con la clientela direttamente, ho pensato che poteva essere un buon investimento aprire un tabacchino come questo, quindi un kiosk, un grande diciamo negozio come riferimento per il paese. E diciamo che fino adesso insomma, gli sforzi, i sacrifici stanno pagando, ecco, per cui hai fatto la scelta giusta. Diciamo che appunto questo negozio è tabacchino, è edicola, si trova ovviamente anche cancellerie, articoli da regalo, un po' tutto, ma questo è in fin dei conti quello che vedo la strategia vincente anche dei tuoi colleghi nei paesi in particolare. È evidente che ai giorni nostri si debba puntare sulla vendita multiprodotto, per cui più spazio hai a disposizione, più cose bisogna vendere, e sia per una questione di periodo economico, diciamo, nel nostro paese, e anche perché, appunto, essendo riferimento per un paese, è necessario fornire più servizi possibili a tante persone che magari vivono esclusivamente all'interno del paese, che non possono muoversi, che non hanno possibilità, ecco. Certo, quindi anche ci possono, non so, pagare bollette o cose, anche offrite questo tipo di servizi? Assolutamente sì, anche servizi postali, servizi di pagamento vari, per cui senza dover passare per banche, posta, si viene qua, si compra il pacchetto di sigarette o il gratta e vinci e si fa anche, insomma, diciamo un servizio a 360 gradi. Sì. Approfitto, visto che tu sei giovane, questa attività insomma l'hai cominciata da giovanissimo, e proprio oggi sul settimanale Il Friuli abbiamo parlato dei giovani friulani non proprio che si ammazzano di lavoro, si dice, no? Che i NEET, fannulloni, li hanno chiamati nel corso degli anni in 1000 modi. Insomma, qualcuno non vuole impegnarsi troppo o sembra non volersi impegnare troppo agli occhi degli adulti. Cosa ne pensi? Intanto sicuramente non rientro in quella categoria, visto che non essendo così giovane come... No, però insomma da giovane hai cominciato Però quando ad esempio ero ventenne io, mettiamolo così, c'era anche una possibilità lavorativa maggiore, era più facile iniziare con qualunque cosa, con piccoli lavori e tutto quanto. Devo dire che un po' il problema di cui tu stai parlando probabilmente deriva dalla mancanza di vere possibilità di poter iniziare un lavoro, di poterlo proseguire nel tempo.
e secondo luogo gli adulti di adesso vedono i giovani come vedevano loro da giovani, e quando erano giovani loro diciamo che i tempi erano un po' diversi, era un po' più facile ed era probabilmente trovare un lavoro era più semplice. I giovani si dice che siano un po', diciamo, svogliati e fannulloni. È un luogo comune, le torna, o insomma si può dire qualcosa di buono? Si può dire anche qualcosa di buono, c'è quello e quello, ecco. C'è chi non si interessa, chi non vuole fare, ma c'è anche chi si dà da fare, almeno qui in paese. È forse una cosa generazionale, le generazioni di adesso. Sì, perché poverino hanno tutto. Quindi è un po' colpa nostra alla fine? No. Di noi adulti? No, perché io li ho... Sì, li ho... Educati bene? Sì, almeno spero, almeno da quello che mi dice la gente in giro. Ma i miei hanno sempre fatto qualsiasi cosa. Mio figlio prima di entrare in banca faceva collari per gatti, pur di guadagnare qualcosa. Sì, no. Adesso le mamme si rivoltano contro i professori, i padri poi non stiamo a parlare. È un po' schifo, ecco. Non posso parlare perché non potrei dire quello che penso. È da censura quello che pensa? Addirittura? Io penso che i ragazzi non sono fannulloni, hanno difficoltà a entrare nel mondo del lavoro, anche non per colpa loro. Qualcuno invece anche sì, però diciamo che al 50%. Comunque io vedo che i ragazzi giovani hanno anche voglia, forse anche più degli anziani. Hanno fatica a inserirsi nel mondo del lavoro. Però insomma non è che siano del tutto svogliati, cioè magari hanno delle difficoltà, bisognerebbe forse sostenerli un po' di più. Hanno molte difficoltà a entrare nel campo del lavoro, non è che siano fannulloni. Però anche ai suoi tempi, insomma, o nel passato dice che erano diverse. Un po' hanno poco adattamento. Cioè cercano, diciamo, i lavori per i quali hanno studiato, eccetera, non si adattano a fare lavori umili come ci adattavamo noi ai miei tempi, anche quello è da dire. Edicola Friuli finisce qui, l'appuntamento è come sempre per venerdì prossimo. Chi volesse che le telecamere di Telefriuli vadano a trovarlo ci può scrivere, naturalmente contattare la redazione. L'appuntamento per venerdì prossimo è a Maiano. Grazie Alessandro per averci accolto. Grazie a voi, gentilissimi. E alla prossima, buona giornata, ciao!